Adesso dopo che hanno cavalcato andiamo a sentire cosa ci dicono. Allora, è stato bravo? Sì, sono stata brava. Ma il pony è stato bravo? Sì, molto. Ma perché sei stato bravo tu? Beh, si è comportata un po' così così la luna oggi. Perché oggi la luna l'aveva storta. Sì, credo proprio di sì anch'io. Oggi non è la giornata, dai. Hai ancora Natale, diciamo, da smaltire. Sì, Allora bisogna adesso ti rimetti in forma e il cavallo tornerà a rispondere, no? sì, lo so. Adesso vediamo cosa stanno facendo qua di bello, vedete, siamo proprio al termine della lezione. Andiamo a sentire cosa ci dice questo Baldo Cavaliere. Com'è andata? Bene, Ti sei divertito? sì, Sono brave le maestre? sì, anche Briciola. Sì? Sì, Come si chiama il cavallo? Briciola. Anzi, è un pony questo, eh? Sì, è un pony. Quanto tempo che cavalchi? 2 anni. E sei già bravetto? Che voto ti dai? Sì. Cosa stai facendo di bello? E gli stavo pulendo gli zoccoli. Perché adesso siamo a fine lezione, giustamente bisogna metterlo a pulire, no? Sì, Quanto tempo vai a cavallo? 4 anni. Ti stai divertendo, immagino. Sì. I maestri sono bravi? Sì, tutti. Tutti bravi? Sì. E i pony come sono? Benissimi, sono bravissimi, tranne un pony che non è ancora tanto perfetto e soprattutto lui mi piace tantissimo. Contenta? Sì, Quanto tempo che vai a cavallo? 5 anni. Qual è la tua passione particolare sul cavallo? Non so, la monta inglese o monta americana? Tutte e due. Che sono uguali Sì. quasi, no? Oppure o non si deve dire? No, si può dire. Bene, brava anche le maestre, immagino. Sì, Che voto gli dai, dai, che adesso non ci sentono. 10. Senti, quanto tempo che vai a cavallo? 4 anni. Ti stai divertendo, immagino? Sì. Che monta ti piace praticare? Inglese. È la più pratica, no? Non so perché americana non ho mai provato Ah, e quindi non so. bene, vediamo che anche il tuo amico. Come si chiama? Ziglinda. Ziglinda, vedi che vuole. Io l'ho vista subito che gli piacciono le telecamere, si fa vedere, no? D'altronde è una donna, no? Sì. Come tale le donne sono sempre in prima linea. Senti, vai brava Ziglinda? Sì. Che È voto un gli po'. dai? 8 perché è la seconda volta che fa e quindi. Benissimo. Com'è andata? Bene, Bene. Quanto tempo che vai a cavallo? 5 volte. 5 volte. Ti sta piacendo? Sì, È uno sport preferito da te oppure così hai provato tanto per. è il mio sport preferito. Ho capito. Il tuo pony qual è? Un po' di tutto. Ah, li stai usando un po' tutti, Sì. insomma, no? Le maestre qua è brava. Sì. Che voto gli dai? Adesso che non ci ascolta. Niente è un po' quella che tiene d'occhio questi birbancelli che però alla fine sono bravi, Sì, no? sì, sono io, sono Barbara Brandolin, sono nata a Gorizia, vivo qui a Fara di Sonzo e ho iniziato con questa scuola di pony, equitazione americana e adesso anche la monta inglese nel 2001. Nel 2001 e del 2007 insomma proprio come animatore pony. Senti, sembra facile, però poi col pony è complicato, perché magari uno dice è piccolo, si cavalca, invece col cavolo, no? No, no, assolutamente. I pony sono degli animali meravigliosi, però sono molto molto testardi. Diciamo che sono molto simili ai bambini e questo è il motivo per cui il pony e il bambino viaggiano benissimo insieme. I bambini con loro hanno l'opportunità di conoscere questo meraviglioso animale e tirar fuori la grinta, insomma, l'energia e il carattere. Quanti bambini partecipano ai vostri corsi? E ai nostri corsi attualmente abbiamo circa una trentina di bambini che frequentano con una cadenza di 1 o 2 volte a settimana. E, Poi diciamo così, arrivano da Gorizia e provincia. Sì, sì, arrivano da Gorizia e provincia. Abbiamo anche diversi bambini che vengono dalla zona di Trieste, di Monfalcone, da Mariano, da Cormons. Diciamo che prendiamo un pochino tutta la zona, proprio per la tipologia così dell'attività, Ecco, infatti mi hai l'attività anticipato la pony. domanda, Sì. proprio mi hai anticipato la domanda. Senti, per concludere questa bellissima giornata, insomma, all'aria aperta, siamo sotto le montagne qui a Gorizia, dietro di noi c'è il fiume Isonzo, insomma, la natura, no? A portata di mano.
Questo è un paesaggio, veramente una terra molto molto particolare, infatti diciamo la localizzazione del nostro centro, che è praticamente a un passo dal centro città ed è immersa nel verde, ci aiuta sicuramente a far conoscere ai nostri giovani cavalieri un territorio splendido. Qui è bellissimo, insomma, sia diciamo per la comodità per raggiungere il centro, sia poi per portare i bambini anche qui sulla collina e nel parco, perché essendo la porta del parco di Piuma, diciamo che cosa si può volere di più? Si può far conoscere, infatti noi abbiamo iniziato anche la collaborazione con una ragazza che guida naturalistica e che quindi svilupperà e darà la possibilità ai bambini e agli adulti di fare delle bellissime escursioni anche a piedi, non solo a cavallo, anche se il nostro obiettivo è comunque quello di approfondire anche il discorso del turismo equestre e quindi delle escursioni a cavallo. E poi è il volano per far ripartire un po' tutto il territorio. Invece tu cosa ci racconti? Io vi racconto che, niente, insieme a Barbara c'è la base che è quella dei bambini con i pony. Poi io seguo la monta inglese, la Barbara la monta americana, per cui i bambini che con la nostra collaborazione iniziano la loro attività all'approccio con i pony, con i cavallini delle loro dimensioni, con le prime attività, la guida, poi possono scegliere appunto eventualmente la loro disciplina olimpica, sportiva nella monta inglese o nella monta americana. Evelyn, eccola qua, oltre ad essere una brava amazzone si dice così, un gergo tecnico, tanto te parli solo in inglese, dunque posso dire quello che voglio in questo caso, ma al di là di questo, sono bravi questi ragazzi? These children are excellent. They are very good. They love horses. They love being with them, and this already makes them excellent riders. And what else can I say? They have a great teacher, and what else could they want? Dunque, wonderful. Wonderful, wonderful. Everything is wonderful. Bene. Abbiamo visto questo perché giustamente voi fate lezioni di inglese a cavallo, proprio per dare un ulteriore spazio alla cultura ai ragazzi di oggi, no? Certo, infatti, allora noi da quest'anno abbiamo iniziato proprio ad avviare la nostra scuola pony in lingua inglese. Questo più che altro per abituare i bambini ad orecchiare questa lingua che ormai è parlata in tutto il mondo ed è utilissima. E utilizziamo la grande passione che i bambini hanno e l'amore per il cavallo per stimolarli nella comprensione anche della lingua inglese. E abbiamo notato che nell'arco di un mese i bambini capiscono perfettamente quello che noi diciamo e contiamo entro la fine dell'anno avere anche proprio una, diciamo, domanda e risposta in lingua inglese. E diciamo che questa è un'opportunità in più per avvicinarsi alla lingua in un modo divertente. Perfetto, allora per concludere, vediamo se dico giusto, good luck, Happy New Year. Yes, Happy New Year to everybody. Bene, ho imparato anche l'inglese.